qualche altra usanza, non so, legata agli alimenti? Qualche Allora, per il pane, allora si faceva nei forni a legna, logicamente il pane, allora, è legato anche ai matrimoni. Il pane, quando si faceva su goccoi, si faceva su goccoi vintao, si chiamavano le donne anziane per fare il cocò, la nostra pasta dura tipica. Tant'è vero che quando io mi sono sposata, una zia di mia suocera, sono venute qui e c'era una grande festa, si è fatto il pane e si è fatto su goccoi. Quindi dopo che si sfornava il cocò, si tirava fuori dal forno, poi si metteva con le parti puntute verso il basso e si rompeva in testa allo sposo in modo che non fosse come evitare le corna, via, è proprio quello, per la fedeltà, per la fedeltà della coppia. Hai coppia. detto qualcosa sul forestiero, la persona che entrava per prima in casa, vedeva il pane? Allora, Certo, quando il fuoco nel forno era acceso, la persona che entrava e non aveva mai visto, mai assistito a questa pratica, doveva, in modo che sempre che il pane venisse bene, si sollevasse al punto giusto, doveva prendere un rametto di legno e buttarlo dentro il fuoco, sulle braccia ardenti del fuoco, del forno. E quando si impastava, anche qua forse si diceva. Anche quando si impastava. Ricordo bene mia suocera, che un giorno stavamo facendo il pane perché mio marito è uno di quelli a cui piacciono le cose antiche, si stava impastando il pane, è successo un qualcosa e lui è uscito fuori al cortile con le mani impastate. Mia suocera ha dato un urlo, no, guai! Assolutamente no, ci siamo spaventati e abbiamo chiesto il perché. Mai uscire con l'impasto del pane ancora sulle mani fuori da quella stanza, perché il pane non sarebbe venuto bene, la lievitazione si sarebbe interrotta. Abbiamo imparato un'altra cosa, cioè mai uscire. Mai uscire con l'impasto della farina sulle mani. Grazie ancora. Grazie a voi.